Leggendo questa pagina di Vangelo mi è tornata alla memoria una delle domande che erano contenute nel catechismo di San Pio X, catechismo su cui quelli di una certa età come me si sono preparati per ricevere i sacramenti. Ebbene, una di queste domande diceva così: per qual fine Dio ci ha creati? Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo poi nell'altra, in paradiso. Ecco, la pagina di Vangelo che abbiamo ora ascoltato ci offre, come dire, un'immagine diversa. Ci offre l'immagine di un Dio che esiste per venire, amare e servire l'uomo. Non un Dio altissimo, Signore dei signori, Re dei re, ma un Dio servo. Una prospettiva quindi, ripeto, molto diversa. Un padrone fa paura, il servo no. Un padrone, come dire, esige, pretende per sé, il servo si impegna per un altro. Un padrone si serve degli altri, Dio no, Dio non si serve degli altri, Dio fa sua la nostra causa. Un padrone punisce, il servo soccorre. Dice il profeta Isaia, riferendosi all'azione di Dio: fiammella smorta non spegnerà, canna incrinata non spezzerà. Dio desidera figli liberi, responsabili e felici. E se vogliamo essere figli degni di questo Padre che è nei cieli, se vogliamo essere discepoli degni di Gesù, che non è venuto in questo mondo per essere servito ma per servire, e che in occasione dell'ultima cena si è cinto i fianchi con il grembiule, ha lavato i piedi ai suoi discepoli, allora anche noi dobbiamo mettere la nostra vita a servizio degli altri. Cioè a dire, dobbiamo aiutare gli altri che sono nel bisogno materiale, magari perché non sanno come arrivare a fine mese, o nel bisogno spirituale. Ad esempio, quante persone sole, ammalate, che desiderano ascolto, che desiderano un sorriso, che desiderano una parola buona, una vicinanza. Se vogliamo essere degli figli del Padre che è nei cieli, discepoli del Signore Gesù, siamo chiamati a mettere la nostra vita a servizio degli altri e quindi ad aiutare gli altri a scoprire e a realizzare il loro vero bene. Se vogliamo essere figli degni del Padre che è nei cieli, discepoli del Signore Gesù, siamo chiamati ad aiutare gli altri a pensare in grande e a volare lontano. Se vogliamo essere degni figli del Padre che è nei cieli, discepoli del Signore Gesù, siamo chiamati ad aiutare gli altri a diventare il meglio che possano diventare.
Se faremo così, realizzeremo la nostra vera identità. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati. Questa è la nostra vera identità. È un'identità che ricaviamo dal nostro essere fatti immagine e somiglianza di Dio, che è comunione d'amore di tre persone, ma è anche identità che ricaviamo dalle relazioni fondamentali che costituiscono il nostro quotidiano, la relazione genitori-figli, uomo-donna, la relazione fraterna, la relazione amicale. Tutte queste relazioni ci dicono di questa identità, ci parlano di questa identità. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati. E quindi, se ci comporteremo da degni figli del Padre che discepoli e discepoli del Signore Gesù, allora realizzeremo questa identità e saremo felici. Saremo felici nel tempo, qui durante il nostro pellegrinaggio terreno, e saremo felici in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Amen. Dopodomani la Chiesa celebra la quarta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La celebra non a caso nella domenica più vicina alla festa dei santi Gioacchino ed Anna, genitori di Maria Santissima, nonni materni di Gesù. Proprio in occasione di questa giornata il Papa ha scritto un bellissimo messaggio che prende spunto dal versetto 9 del Salmo 71, che dice così: non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Fra Reginaldo scrive che quando San Tommaso d'Aquino recitava questo versetto si commuoveva fino alle lacrime. Ecco, cari fratelli e sorelle, permettetemi 3 brevissime considerazioni. La prima è questa: il Signore Gesù, prima di ascendere al Padre, fa una promessa: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Una vicinanza di compassione, cioè a dire di condivisione delle nostre gioie e delle nostre sofferenze, perché non sciupiamo le gioie e non siamo schiacciati dalle sofferenze, ma viviamo queste dimensioni come occasione preziosa per produrre frutti di vita. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e questa vicinanza, lo sappiamo bene, ha bisogno, ci serve, necessita di passare attraverso la nostra vicinanza, soprattutto a quelle persone che la società pone ai propri margini. È la cosiddetta, così la chiama Papa Francesco, cultura dello scarto. E tra questi scartati spesso ci sono i nonni, gli anziani. A tutti noi sarà certamente capitato di sentirci dire da un nonno o da un anziano: te ne vai già? Resta ancora un po' con me. Quando torni? Abbracciami, tienimi per mano. Quando una persona non attende più niente e più nessuno, la vita finisce. Stiamo accanto
ai nostri nonni, ai nostri anziani, che spesso hanno come amara compagnia la solitudine, che è una vera e propria tortura. Non lasciamo soli i nostri anziani. Se li lasciamo soli, i loro giorni e le loro notti si riempiranno di ombre. Se li lasciamo soli, moriranno prima del tempo per mancanza di affetto. Se li lasciamo soli, resteremo soli. E nel giorno in cui svanirà il miraggio dell'autosufficienza, non solo ci ritroveremo soli, ma sarà una solitudine abitata da un rimpianto, quello di non essere stati sufficientemente vicini alle persone che ci volevano bene. Seconda considerazione, e qui mi rivolgo soprattutto alle autorità civili qua presenti, che ringrazio, e cioè occorre ripensare i servizi sociosanitari, perché gli anziani, i nonni, possano restare a casa loro il più a lungo possibile. Il vecchio è come l'albero, se lo togli dal suo terreno si disperde, si disorienta, soffre. Terza e ultima considerazione. Nella casa del Signore non si smette di essere utili, mai, anche quando riusciamo a fare, secondo il mondo, molto poco. E a questa affermazione vorrei dare il volto di un triplice invito, rivolto ai nonni, rivolto agli anziani. Il primo invito è l'invito a pregare, perché la preghiera protegge il mondo, intercedendo per coloro che hanno più bisogno. Il secondo invito, forse vi pare strano, è quello di trasmettere, come dire, le conseguenze negative della guerra, morte, sofferenza, distruzione, le vediamo ogni giorno intorno a noi. Trasmettere tutto questo perché gli uomini e le donne ricerchino sempre e soltanto la pace. E il terzo invito qual è? È l'invito a sognare un mondo in cui regnano la condivisione, la pace, la giustizia, il perdono, la cura della casa comune, perché questi sogni degli anziani alimenteranno la capacità di profezia, la capacità di visione delle nuove generazioni. Sia lodato Gesù Cristo. Alcune brevi considerazioni a partire dalla pagina del Vangelo che è stato proclamato. Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla, eccetera. Il discepolo di Gesù è uno che alza gli occhi e guarda i suoi fratelli, le sue sorelle, soprattutto quei fratelli e quelle sorelle che sono nel bisogno, quei fratelli e quelle sorelle che sono scartati dalla società. Non è discepolo di Gesù chi guarda soltanto se stesso, ma non è discepolo di Gesù anche chi guarda soltanto il cielo,
soltanto chi ha una fede, come dire, esclusivamente devozionista, spirituale, rituale. Chi ha una fede soltanto così deve sentire rivolta a lui la munizione di Giovanni. Chi non ama il suo prossimo che vede non può amare Dio che non vede. E poi il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. In verità in questa pagina di Vangelo i miracoli sono due. Uno, come dire, più facile e l'altro decisamente più difficile. Ieri e oggi. Il miracolo più facile è quello che compie Gesù. Gesù è Dio, può tranquillamente moltiplicare il pane e i pesci. E qual è allora il miracolo più difficile, ieri come oggi? È il miracolo che compie quel ragazzo, senza nome, senza volto, che senza essere richiesto di nulla dona tutto ciò che ha, si fida completamente, rischia la propria fame. È da lì che parte il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quando si condivide il poco che si ha, quel poco diventa sufficiente per tutti. Se ci fosse la condivisione, non ci sarebbe la fame nel mondo. Questo è evidente. E poi avete sentito tre verbi. Prese i pani e dopo aver reso grazie li diede. Rese grazie, diede. Sono tre verbi che ritroviamo nel racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Sono tre verbi che, se praticati, fanno della nostra vita un Vangelo. Prendere, cioè accogliere tutto come dono. La vita, il creato, le persone, i bocconi di pane, tutto è dono, tutto è dono. Rendere grazie, perché il rendere grazie ci aiuta a ricordare che ciò che abbiamo è innanzitutto dono, perché rischiamo di dimenticarci. E poi dare, perché il dono soggiace ad una regola ferma: o è ridonato o muore. Si è ricchi soltanto di ciò che si dona. Si possiede soltanto ciò che si dona, perché ciò che non si dona non lo si possiede, ma ci possiede, diventa il nostro vero Dio. E poi, questi tre verbi, vi dicevo, rimandano all'Eucaristia, perché le ritroviamo in quel racconto. E c'è un insegnamento importante in tutto questo. Gesù dice: distribuite. Non si pone il problema di ne saranno degni, non ne saranno degni, sono puri, non sono puri, sono moralmente a posto, non sono moralmente a posto. Gesù parte da un dato: queste persone hanno fame, non gli interessa altro. È stata la Chiesa nel corso dei secoli a porsi questo problema: sono moralmente a posto, no, sono puri, non sono puri, sono degni, non sono degni. Vi ha stabilito delle regole,
tu sì, lui no. Ma tutte queste cose non le salvano il Signore Gesù. A lui queste cose non interessano. A lui interessa la nostra fame. Il messaggio è chiaro. Non dobbiamo purificarci per poter essere degni di mangiare con Gesù, di mangiare Gesù. Ma è mangiare con Gesù, è mangiare Gesù che ci purifica. L'Eucaristia non è il premio riservato ai cuori, ma è il farmaco per le persone bisognose, ammalate, che siamo tutti noi, pellegrini del tempo. L'Eucaristia non si merita, l'Eucaristia si accoglie. E poi, ultima considerazione, avete sentito che dopo l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci vogliono fare di Gesù un re. Gesù sa bene che gli uomini hanno fame di pane materiale, tant'è che compie il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù sa bene che gli uomini hanno bisogno di salute e allora compie le guarigioni. Ma Gesù sa bene che la soddisfazione di questa fame, del pane materiale, della salute, non è sufficiente a rendere pienamente felice l'uomo. C'è un'altra fame che solo se soddisfatta consente all'uomo di essere pienamente felice, qui sulla terra, per quanto è possibile, e cioè la fame di senso e quindi la fame di Dio, che solo può svelare il senso, la verità ultima del vivere, del morire, delle relazioni che costituiscono il nostro quotidiano, permettendoci di vivere queste relazioni in tutte le loro potenzialità di bene. Chiediamo allora al Signore Gesù, chiediamogli per intercessione della Beata Vergine Maria, chiediamo al Signore Gesù di aiutarci ad avere sempre fame e sede di Lui, della Sua parola. Chiediamo di aiutarci ad aiutare gli altri, ad avere fame e sede di Lui, perché si può essere sazi e disperati se si soddisfano solo la fame del pane e della salute. Il rischio è proprio questo, di essere sazi e disperati. Ma il Signore Gesù ci vuole felici ed è pronto, se noi lo vogliamo, a soddisfare quella fame di senso di Dio che ci ama, anche se a volte, per tante ragioni, non ne siamo pienamente consapevoli. Amen. Alcune brevi considerazioni a partire dalla pagina di Vangelo che è stata ora proclamata. Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui. Ecco, discepolo di Gesù, figlio del Padre che è nei cieli, è chi alza gli occhi e guarda i propri fratelli, le proprie sorelle, soprattutto quei fratelli e quelle sorelle che sono nel bisogno, che può essere un bisogno materiale, ma anche un bisogno spirituale, un bisogno dell'anima. Non è figlio del Padre che è nei cieli, non è discepolo di Gesù, chi guarda soltanto se stesso. Non è figlio del Padre che è nei cieli, non è discepolo di Gesù, chi guarda soltanto in alto. La fede soltanto rituale, soltanto devozionistica, soltanto spirituale, è una fede che riceve un duro rimprovero da Giovanni nella sua prima lettera. Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede.
In questa pagina di Vangelo poi viene narrato il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. In realtà, in questa pagina di Vangelo, ad essere narrati sono ben due miracoli, uno più facile e l'altro più difficile, ieri e oggi. Il più facile è quello che compie Gesù. Gesù è Dio, per lui moltiplicare i pani e i pesci è niente. È il miracolo più facile. Il miracolo più difficile, chi lo compie? Lo compie quel ragazzo, senza volto e senza nome, che senza che nulla gli venga chiesto, dona tutto ciò che ha, 5 pani e 2 pesci. Si fida completamente e rischia la sua fame. Ecco il miracolo più difficile, ieri e oggi. E il risultato qual è? Il risultato è che la condivisione del poco, che cosa sono 5 pani e 2 pesci per tanta gente, la condivisione del poco diventa sufficiente per tutti. Terza considerazione. Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 3 verbi, prendere, rendere grazie, dare. Sono 3 verbi che ritroviamo pari pari nel racconto della istituzione dell'Eucaristia. Sono 3 verbi che, se li viviamo, diventiamo Vangelo vivente. Prendere, accogliere, tutto è dono, tutto è grazia. La vita, il creato, le persone, i bocconi di pane, tutto è dono, tutto è grazia. Rendere grazie per non dimenticare che tutto è dono, perché è facile dimenticare e il rendere grazie impedisce di cadere in questa deriva della smemoratezza che è all'origine di ogni peccato, il perdere la memoria del dono. E poi li diede. Il dono soggiace ad una regola ferrea, o è ridonato o muore. Si è ricchi soltanto di ciò che si dona. Si possiede solo ciò che si dona. Ciò che non si dona non lo possediamo. Ci possiede, perché diventa il nostro vero Dio. Prese i pani, rese grazie, li diede a quelli che erano seduti. 3 verbi, ripeto, che ritroviamo nel racconto della istituzione dell'Eucaristia. Vorrei soffermarmi su quel diede, li diede a quelli che erano seduti. Punto e basta, Non a quelli che lui riteneva moralmente a posto, non a quelli che lui riteneva puri, non a quelli che lui riteneva degni, a tutti. Perché il criterio di Gesù è la fame. Gli altri criteri a Gesù non interessano. Purtroppo sono stati al centro dell'attenzione della Chiesa nel corso dei secoli, che ha stabilito delle regole molto rigide. Tu sì, tu no. Ma questo non appartiene al Signore Gesù. Il messaggio è chiaro. Non dobbiamo purificarci per renderci degni di mangiare Gesù, il suo corpo. È mangiare il corpo di Gesù che ci purifica. Il sacramento del corpo di Gesù
non è il premio dei buoni, ma è il farmaco, è la medicina per i malati. E lo siamo tutti, noi, pellegrini nel tempo, bisognosi di aiuto del Signore. Il sacramento del corpo di Gesù non si merita, si accoglie. E poi avete sentito, Gesù fugge via perché vogliono farlo re, perché ha moltiplicato i pani e i pesci, li ha sfamati. Gesù non snobba i bisogni primari dell'uomo, il bisogno di pane materiale, se no l'uomo non vive, e allora moltiplica i pani e i pesci. Il bisogno di salute fisica, e Gesù guarisce. Però sa che la soddisfazione della fame di questi bisogni primari non rende l'uomo veramente felice, non basta la soddisfazione di questa fame per rendere l'uomo pienamente, veramente felice. Gesù sa, e credo che anche noi lo sappiamo, che c'è un'altra fame che ha bisogno di essere soddisfatta per fare esperienza di felicità vera, di felicità piena, ed è la fame di senso, e quindi è la fame di Dio, che solo può svelarci il senso della vita e della morte, il senso delle esperienze che costituiscono il nostro quotidiano, permettendoci così di vivere queste esperienze in tutta la loro potenzialità di bene, di bellezza e di verità. Gesù rispetta la nostra libertà e quindi anche la nostra libertà di essere sazi e disperati. Chiediamo al Signore Gesù, per intercessione della Vergine Maria, chiediamogli di aiutarci a custodire la fame del senso, la fame di Dio. Chiediamo al Signore Gesù di aiutarci ad aiutare gli altri a custodire questa fame, la fame del senso, la fame di Dio. E saremo felici, felici nel tempo e in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità.